Il bando uscirà entro le prossime settimane, ma resta massimo l'impegno della prefettura di Padova alla ricerca di altri 400 posti per l'accoglienza. In totale i migranti tra città e province sono già 1650, ma in questi mesi sono previsti nuovi arrivi, un fenomeno che va affrontato al di là dell'emergenza, pungolano le realtà che operano nel terzo settore. Se continuiamo ad affrontarla secondo una logica e quindi all'interno di un dispositivo di legge emergenziale non riusciamo a venirne a capo. Il problema è strutturale, nel senso che il fenomeno migratorio, che negli ultimi 10 anni ha avuto un aumento continuo e ripetuto, deve essere affrontato con delle politiche che si rifanno a politiche appunto migratorie, di integrazione sociale e che riguardano i vari aspetti della persona, dall'istruzione al lavoro, alla salute e alla sanità. Del resto è chiaro anche l'appello che arriva dal mondo degli imprenditori, che nei migranti vedono una risorsa umana preziosa per la cronica mancanza di forza lavoro che vivono alcuni settori. Questo è un elemento in più che si aggiunge alla possibilità che potremmo di dare al nostro territorio, che in questo momento ha bisogno non solo di manodopera ma anche di manodopera qualificata, la possibilità di un'integrazione a 360 gradi. Sarebbe l'occasione per dare una possibilità a queste persone di ricrearsi una vita e di fare delle politiche di integrazione che mirino non solo agli inserimenti lavorativi ma anche nel tessuto sociale e produttivo del nostro paese. È la microaccoglienza, ricorda Loris Cervato, la carta su cui puntare. Il Veneto in realtà è una regione che risponde quando si tratta di dare delle risposte dal punto di vista della solidarietà. Pensiamo all'emergenza ucraina dell'anno scorso, dove c'è stata una catena di montaggio solidale che è stata straordinaria. Io credo che sia il caso di replicare politiche serie, come in questo caso la gente veneta ha saputo dimostrare anche a livello istituzionale.